chiedo un consuntivo di questa serata, Euroform racconta i mestieri a Villa Seta. Sì, una bella serata, Davide, una serata dove abbiamo avuto la partecipazione di tanti ragazzi, tante famiglie, c'è stata anche la partecipazione programmata del Comune di Agrigento, del Sindaco, dell'assessore Vullo, e anche tutta l'amministrazione era rappresentata. Ma la cosa più importante era la cornice dove abbiamo realizzato questa splendida serata qui alla parrocchia Santa Croce. Questo perché la parrocchia è un momento aggregante dove le famiglie e i ragazzi si incontrano. Poi qui a Villa Seta questa parrocchia è particolarmente grande, dove c'è una zona sportiva e quindi il prete ha la possibilità di venire in contatto con tanti ragazzi veramente. Noi come Scuola dei Mestieri, che ha l'obiettivo di formare ragazzi dai 13 ai 17 anni, ci sembrava il luogo ideale, e in questo devo ringraziare molto Don Rino Lauricella per la grande sensibilità, che come dice lui non c'è dignità sociale se non c'è il lavoro, e questo è un auspicio più grande che noi come Scuola dei Mestieri ci mettiamo a disposizione del territorio, del comune, ma anche del mondo dell'imprenditoria. C'era presente anche la CNA col suo presidente provinciale, ma anche il mondo del volontariato, perché poi alla fine un territorio si esprime proprio dal basso, si deve concertare dal basso, e quindi tutte le forze che rappresentano la città, il quartiere, devono mettersi insieme, ma veramente questo è l'auspicio che noi come scuola desideriamo, partendo da Villa Seta, replicare su altre frazioni della città e metterci a disposizione. Poi che sia Euroform, che sia un'altra scuola, poco importa, perché in quel momento poi si crea sinergia, si crea uno sviluppo, si crea un circuito positivo, per cui i nostri giovani, come dice bene il sindaco, devono avere una speranza di restare qui e non solo di andare fuori per trovare lavoro. Villa Seta esprime tanti giovani, tanti ragazzi che possibilmente si spendono per diventare operai, pasticceri, eccetera. Noi siamo la scuola ideale per rappresentare loro e in soli 4 anni dare un diploma tecnico che possa proiettarli e avere una speranza di futuro per diventare protagonisti del loro successo imprenditoriale, ci auguriamo, ma anche il desiderio di mettersi assieme ad altri ragazzi e così creando sviluppo. Euroform racconta i mestieri, si parte da Villa Seta, un tour che toccherà anche altre frazioni. Una voglia di riscatto, di rilancio del territorio. Sì, si parte da Villa Seta perché Villa Seta è un quartiere ricco di giovani, ricco di tante professionalità, voglia di vivere, voglia di lavorare, voglia di imparare. Penso che era doveroso partire proprio da qui e così poi ci sposteremo negli altri quartieri. È importante stasera questo tassello di un puzzle che l'amministrazione comunale sta cercando di comporre. Euroform formerà i nostri giovani, anche con l'aiuto pure della Chiesa e delle altre istituzioni presenti. Poi sarà compito nostro, delle amministrazioni, delle istituzioni e della politica, di creare quelle condizioni tali che avendo appreso, avendo imparato, avendo avuto una professionalità, avendo ricevuto delle direttive per poter poi lavorare, poi i nostri giovani non vanno però fuori. È logico, dobbiamo creare quelle condizioni tali per far sì che il lavoro rimanga in casa. E penso che questo possa essere il futuro per i nostri giovani. Questa è che cosa? La costruzione di un rapporto sinergico grazie all'impulso che ci ha dato Euroform e il suo presidente Licata, insieme poi alla parrocchia, ai volontari di strada presenti sul territorio, al comune di Agrigento grazie al mio assessorato. Abbiamo messo insieme un discorso di voler fare qualcosa per il territorio. Attraverso che cosa? Attraverso un obiettivo, l'obiettivo di raggiungere quella fascia di giovani che oggi possibilmente lasciano la scuola
scuola o anche in alcuni casi la abbandonano, ma attraverso la scuola dei mestieri, attraverso Euroform, attraverso questa bella presenza sul territorio di questa struttura che offre tanti servizi ma anche tante opportunità, abbiamo pensato di ragionare in un circuito che non deve finire a Villa Seta, ma che parte da Villa Seta e arriverà a tutti i quartieri della città. Abbiamo già in cantiere alcune altre iniziative, sempre con la stessa tipologia, però vogliamo essere presenti sul territorio, perché no? Arrivare poi alla fine di questo percorso per raccontarci insieme che cosa abbiamo fatto e poi ricordarcelo insieme per poter creare futuro, per poter creare possibilità, soprattutto, insisto, a quelle categorie che sono le categorie dei giovani, degli studenti, che non devono solo e esclusivamente abbandonare questa terra per altri svariati motivi, ma possono attraverso questa terra, attraverso le risorse di questa terra, attraverso Euroform, e perché no, trovare un'opportunità di lavoro per il futuro. Dorino, quale messaggio intende lanciare l'iniziativa di questa sera? L'iniziativa di stasera vuole lanciare principalmente il messaggio di un'attenzione ad un territorio che ha molte risorse e che non sempre vengono valorizzate per quello che sono. La comunità ecclesiale si mette a servizio di questo territorio, come già lo ha fatto fino ad ora, e in modo sinergico con le altre realtà presenti, e quindi vuole valorizzare tutto quel bene che c'è qui a Villa Seta. Imparare un mestiere significa darsi dignità, perché poi ti consente di inserirti nel mondo del lavoro e quindi vivere bene e non essere preda, a volte come capita, di realtà mafiose che nel nostro territorio non mancano.